protagoniste di questo importante incontro che in realtà si è siglato all'interno del primo giorno di apertura di Terra di Confine Film Festival, l'8 marzo, proprio l'8 marzo hanno iniziato i lavori, però all'interno di questo appuntamento, proprio nel giorno della festa delle donne c'è stato un importante dibattito sulle possibilità parlino donna, e quindi con Antonella Puddu, che è attrice ed è stata anche moderatrice di questo incontro, per far arrivare il messaggio che molto spesso si dice sempre che le donne devono avere più spazio, ma le donne stanno prendendo questo spazio, soprattroprio nel cinema in Sardegna ne hanno, e con grande competenza. Buongiorno Antonella. Antonella, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Vorrei dire benissimo, ma purtroppo sono stata colta dall'influenza. Anche tu, esprimiamo solidarietà alla tua persona. Quest'anno è anche bella tosta. Io Pescando ferro, diciamo così, sono immune per adesso. Immunità. Lo vedremo. Allora, da questo incontro è emerso che le donne nell'isola abbiano sempre più un ruolo primario, comunque di primo piano nel mondo della cinematografia, no? Negli ultimi 10 anni tante professioniste si sono formate, si stanno formando, e quello che è emerso dall'incontro è che un po' per l'abitudine che abbiamo noi donne di svolgere più di un ruolo o comunque di essere brave, no? nel fare più cose contemporaneamente. Abbiamo avuto ospiti anche qui, donne di Film Commission, che sono molto brave nell'organizzare, soprattutto i ruoli organizzativi. Sì. Qui le mie ospiti, diciamo, rispecchiavano un po' tutti i vari settori del cinema, dalla produzione alla regia, dalla sceneggiatura al casting manager, un po' di tutto. Abbiamo cercato, insomma, di dare un quadro il più possibile vario di tutto quello che gira anche intorno al cinema e che è dentro il cinema. Quindi il cinema crea un reddito, crea una speranza anche di lavoro. Se uno è passato, tu sei attrice in questo caso, quindi il tuo ruolo importante, però anche, se vogliamo, quello più ambito, no? Difficile da mettere sempre in pratica, bisogna essere molto preparati, ecco, questo volevo dire. Allora, diciamo che il ruolo dell'attore e dell'attrice è quello che meno si sviluppa, diciamo, all'interno di tutte le figure. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche come coach oppure anche come dialogue coach, che sono ugualmente delle figure importanti. La dialogue coach è una figura molto utile quando si lavora con attori non professionisti oppure con adolescenti, come è stato il mio caso, perché c'è bisogno magari di qualcuno che gli ricordi, ecco, i dialoghi, nel senso, proprio letteralmente, un coach che segue i loro dialoghi, magari glieli ricorda, glieli fa rinfrescare un attimino prima di iniziare le scene. Antonella, una volta si chiamava Gobbo. Esatto. È famoso, sostituisce il gobbo. Sì, la gobba, diciamo così. No, adesso ce l'ho chiaro. Mi sfuggiva, Antonella, E l'altro che hai citato, aspetta, adesso lo ricordo. Sì, ugualmente il coach, ci sono poi i coach che ti insegnano l'accento particolare, magari può essere, sì. Una figura di supporto, adesso abbiamo il cinema in questo caso non è professionista come dicevi tu, però sono tanti, perché poi alla fine non credo che anche i bambini che vengono reclutati per fare determinate scene o ruoli abbiano poi la competenza, sono bambini, quindi sono bambini, quindi a volte, non sempre, però può succedere che magari ci sia bisogno, oppure se qualcuno deve avere particolare, ad esempio, l'esempio più chiaro è sicuramente il Montalbano, no? Tutti parlano in siciliano, sicuramente lì c'è stato un lavoro di preparazione in modo che loro potessero utilizzare dei termini che poi ragazzi, la macchina cinema è una macchina sconfinata, cioè quando si muove una troupe o più troupe per realizzare un film o per girare anche una scena è quasi un quartiere che si attiva. È quasi un quartiere, quindi pensiamo quanto questo poi può ricadere in modo positivo. L'economia della zona, certo. Certo, tra campi alberghi, di tutto. Sì. E più formare dei professionisti che comunque lavorano, magari affiancati da professionisti che hanno più esperienza,
Antonella, noi Sì, sì, facciamo perfetto. come sempre in diretta un po' tutto e quindi ti facciamo un invito per le prossime settimane, magari venire a trovarci qui in Sì, studio. saremo Ci felicissimi. piacerebbe raccontare la tua di carriera, la tua di esperienza e quindi conoscere un po' di più Antonella appunto nello specifico e quindi come è diventata un'attrice e tutto il resto delle tue mansioni. Una evidente analisi da fare, cioè le donne rispetto agli uomini sono multitasking e questa impronta non è una banalità, sembra una frase fatta, ma non è una banalità, è la verità. Le donne sono abituate a fare più cose contemporaneamente rispetto agli uomini, quindi nel cinema servono queste caratteristiche. È un talento, è un talento. È talento. E viva il talento e speriamo sempre quello premiato, Indubbiamente. non quello... Come la meritocrazia che è cara esatto. Antonella. Antonella, se accetti il nostro invito sarà un piacere nostro risentirci per scalettare. Volentierissimo, molto Allora ti volentieri. aspettiamo, ti ringraziamo. D'accordo, grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie Buon a lavoro voi, per l'amica. buon lavoro anche a voi, A presto, grazie, complimenti. a presto.